SEST SpA, Limana, Belluno. Fondata nel 1974 a Limana per soddisfare le esigenze della Costan, azienda leader in Europa nella produzione di banchi frigoriferi per supermercati, SEST si specializza nella produzione di evaporatori. Le dimensioni iniziali sono ridotte, ma a inizio anni 90 avviene la svolta. Qualità del prodotto, rapidità nei tempi di consegna e prezzi competitivi portano a un notevole incremento del fatturato e del personale. Da qui la leadership europea nella produzione di evaporatori per banchi frigoriferi. Nel 2001 l'azienda apre lo stabilimento SEST Luwe Polska in Polonia, convinta che l'operazione rappresenti l'occasione di ripensare il lavoro in maniera innovativa. La crescita infatti è esponenziale, anche se il biennio 2002-2004 registra una crisi nel settore refrigerazione, ma grazie alla buona organizzazione interna e all'apporto proprio dello stabilimento polacco, SEST supera indenne la sfavorevole congiuntura e nel 2006 attua un ulteriore programma di investimenti che porta alla nascita di un nuovo sito produttivo in Russia, la OOO SEST Luwe Lipetsk, a sud di Mosca. Nel 2008 SEST, che dà lavoro a 500 dipendenti, ha raggiunto un fatturato consolidato di oltre 60 milioni di euro, il 65% destinato al mercato estero. Carel SpA, Brugine, Padova. Fondata nel 1973 a Padova, Carel è azienda leader nel settore del condizionamento d'aria, della refrigerazione e dell'umidificazione, rappresentando uno degli esempi di successo del Made in Italy nel mondo. Organizzato con una struttura che fa capo da una parte alla Carel SpA, controllata dalle famiglie Rossi-Luciani, Nalini e Galvani, che indica le strategie ed è proprietaria degli immobili e delle società del gruppo, e dall'altra alla Carel Industries Srl, che si occupa del core business, il gruppo è presente con il proprio network commerciale in oltre 70 paesi. Sul mercato internazionale fin dagli anni 90 con la prima filiale estera il Carel France, l'azienda oggi conta oltre 780 dipendenti con 11 filiali commerciali e unità produttive presenti oltre che in Italia, anche in Cina e negli Stati Uniti. Attenzione alle esigenze del cliente, innovazione tecnologica, qualità dei prodotti e forte propensione all'internazionalizzazione sono i principali punti di forza di Carel, che nel 2008 ha registrato un fatturato consolidato di 112 milioni di euro, il 70% del quale deriva dalle esportazioni. Ital Project Srl, Galliera Veneta, Padova. Attiva nel settore dei sistemi automatici di imballaggio, raggruppando nel proprio gruppo aziende come Tecnowrap, Digipack, Pilmec e Duetti, Ital Project nasce nel 1993 a Galliera Veneta. In 16 anni, attraverso un'efficace e professionale rete di vendita, l'azienda si è affermata su tutto il territorio nazionale e all'estero, al punto di essere presente oggi in quasi tutta Europa, nelle Americhe, in Africa, in Medio Oriente e nel sud-est asiatico. Ital Project, che negli anni ha sempre coniugato l'aspetto innovativo alla qualità dei prodotti, alla pianificazione strategica e a un'intensa attività di marketing, si è imposta come una delle realtà più moderne e dinamiche del mercato, annoverando fra i propri clienti importanti realtà mondiali come Illy Caffè, Granarolo, San Pellegrino, Johnson, Caracol, Geox, Mapei e Nestlé. Ital Project attualmente sorge su un'area di 6.500 metri quadrati, con stabilimenti produttivi per oltre 4.500 metri quadrati e occupa 77 addetti. Nel 2008 l'azienda ha fatto registrare un fatturato di 12 milioni di euro, il 55% del quale realizzato su mercati esteri. Bellelli Engineering Srl, Badia Polesine, Rovigo. Dall'accordo di 3 soci, Antonio Monesi, Valeria Rizzi e Tiziano Bellelli, nel 2003 viene fondata a Badia Polesine la Bellelli Engineering, società di progettazione, costruzione di impianti chiavi in mano e di materiali per le industrie operanti nel settore oil and gas. Partendo da un disegno preliminare, la Bellelli Engineering è in grado di offrire servizi di ingegneria, l'acquisto di materiali e strumentazione, fabbricare impianti di processo e assemblare unità o moduli su telaio, oltre a fornire assistenza operativa post-vendita
per lo start-up degli impianti nei vari siti esteri. Proprio all'estero l'azienda ha deciso di intraprendere una serie di importanti iniziative, a cominciare dall'apertura di un ufficio di rappresentanza ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi. L'ufficio, aperto in joint venture con il partner locale Golden Eagle e gestito da personale italiano, ha il duplice obiettivo di coordinare le attività in tutto il Medio Oriente e costituire l'embrione di un futuro insediamento permanente nell'area. La Bellelli Engineering, che attualmente impiega 25 dipendenti, ha realizzato nel 2008 un volume d'affari di 9 milioni e mezzo di euro, il 96% del quale frutto di esportazioni, soprattutto nei mercati extracomunitari. Calzaturificio Callegari di Callegari Luigino &C SNC, Fratta Polesine, Rovigo. Fondato nel 1937 come impresa artigiana da Giovanni Callegari, il calzaturificio Callegari produce calzature per uomo e donna. L'ingresso nel 1965 del figlio Luigino porta una serie di innovazioni nelle idee e nelle tecnologie, tanto che la produzione diventa sempre più ampia e diversificata. L'acquisto di macchinari e attrezzature di ultima generazione assicura una capacità produttiva quotidiana di circa 300 paia di calzature maschili e 200 stivali e calzature femminili. Nel corso degli anni, l'azienda, all'interno della quale è entrata anche la terza generazione, rappresentata da Andrea e Daria Callegari, ha lavorato con prestigiosi marchi quali Bruno Magli, Palzileri e Zegna. Oggi il principale cliente è Barbara Bui, per la quale vengono prodotte calzature femminili, mentre i prodotti con il marchio Callegari Luigino vengono venduti nel mercato italiano, in Europa, soprattutto in Francia, e in Estremo Oriente, soprattutto in Giappone. Per diversi anni è stata prodotta anche una linea di calzature da golf con il marchio Aereo Green per il mercato americano e tedesco. L'azienda, che impiega 17 dipendenti, nel 2008 ha fatturato circa 2 milioni e 800 mila euro, di cui 2 milioni e 400 mila derivanti dalle vendite all'estero. DFB SPA, San Vendemiano, Treviso. Punto di riferimento nel panorama internazionale dei mobili in metallo, DFB viene fondata nel 1976 a San Vendemiano, in uno dei più importanti distretti industriali italiani ed europei. Col passare degli anni, l'azienda amplia la propria produzione al settore degli armadi metallici, avviando una serie di prestigiose collaborazioni con noti interior designer, finché nel 2006 dà vita alla linea Expression in Metal. Ogni prodotto è realizzato in Italia da personale specializzato e con le più moderne tecnologie, garantendo elevati livelli di qualità, precisione e durata nel tempo. Cassettiere, mobili contenitori, librerie e armadi sono opere d'arte per il loro design, in cui l'estetica sposa funzionalità e praticità. L'azienda, che occupa 50 dipendenti, è composta dallo stabilimento di produzione a San Vendemiano e dal centro logistico di Codogné, creato per offrire ai clienti un servizio diretto e tempestivo. DFB, che nel 2008 ha registrato un fatturato di quasi 15 milioni di euro, può contare su una presenza del 35% sul mercato italiano, mentre il restante 65%, con un fatturato di quasi 9 milioni e mezzo, si sviluppa in 43 paesi, tra cui Francia, Germania, Russia, Emirati Arabi e Stati Uniti. Giacomazzi Orlando, Castelfranco Veneto, Treviso. Nel 1978, in un piccolo capannone di Castelfranco Veneto, l'azienda Giacomazzi inizia a produrre strutture e accessori per l'esposizione e lo stoccaggio dei capi all'interno dei negozi di abbigliamento, oltre a carrelli per punti vendita. Col passare degli anni, Giacomazzi, la cui produzione si caratterizza per l'elevato contenuto stilistico e il raffinato design, si espande sui mercati internazionali, concentrando l'offerta su più fronti, dal semplice espositore agli articoli per negozio e arredamento. Tutta la produzione avviene internamente, senza utilizzare fornitori di altri paesi, proponendo ai clienti le peculiarità del Made in Italy. Attualmente l'azienda, che occupa 10 dipendenti oltre al titolare, esporta nel mercato europeo, in quello arabo e in quello asiatico. Ma l'obiettivo a breve termine è l'ulteriore potenziamento della rete commerciale in paesi extra Unione Europea, aumentando di conseguenza la capacità produttiva. Giacomazzi, che sta già diversificando la produzione realizzando alcuni impianti per grossi gruppi commerciali della grande distribuzione, partecipa come espositore alla fiera specializzata di Düsseldorf. Nel 2008 il fatturato ha superato il 1.250.000 euro, metà del quale derivante dai mercati esteri.